Siamo sulle rive di Premaor e vogliamo parlare della vendemmia che avverrà fra una settimana, 10 giorni, quindi la vendemmia 2025. In questo momento siamo in una fase di attesa, le nostre colline sono silenziose, i vigneti ormai sono stati predisposti per la vendemmia, l'erba è stata falciata, le pareti vegetative sono state private di ciò che non è necessario, le cantine sono tirate a lustro, i carri per il trasporto altrettanto, per cui siamo veramente in una fase di attesa, una quiete abbastanza strana, perché queste colline di solito sono sempre molto animate, quindi siamo in attesa di vedere come sarà il tempo nei prossimi 8-10 giorni. Nel complesso l'annata non è stata un'annata particolarmente difficile, abbiamo avuto circa il 30% in meno di pioggia rispetto all'anno scorso, con una decina di eventi piovosi in meno. Ormai ci stiamo abituando ad avere il mese di aprile e quasi tutto maggio più piovoso rispetto al resto, ma la difesa è stata eseguita correttamente e ormai stiamo diventando esperti anche in questo. Abbiamo avuto poi una prima ondata di calore nel mese di luglio, fortunatamente fine luglio una pioggia che ha ristabilito sia le condizioni idriche che anche le temperature, poi una seconda ondata di calore proprio a Ferragosto, e comunque tutti quanti eventi che la pianta ha sopportato bene, parliamo forse di adattamento della veta glera a questo nuovo clima, e poi è iniziata verso fine luglio la vera maturazione. 25-27 luglio abbiamo avuto l'invaiatura ed è iniziata la maturazione con fortunatamente una prima settimana di basse temperature notturne, temperature intorno ai 17-18 gradi, quindi sotto rispetto alla soglia delle cosiddette notti tropicali. Dicevamo poi agosto caldo, soprattutto vicino a Ferragosto. Poi abbiamo avuto il mese di agosto, abbiamo detto particolarmente caldo nella sua fase centrale di Ferragosto, però un momento in cui anche la maturazione ha avuto un'accelerazione, con un incremento notevole di zuccheri, un abbassamento dell'acidità, fino al 21 di luglio, quando abbiamo avuto circa un 40 mm di pioggia. E a quel punto ecco che la maturazione è rallentata, è sui livelli di oggi, quindi con un lento degrado dell'acidità maliche e tartariche e un incremento non più così sostenuto per quanto riguarda gli zuccheri. Quindi adesso siamo in un perfetto equilibrio tra zuccheri e acidi che ci permettono di attendere i prossimi 8-10 giorni. Sono previste delle piogge, ma probabilmente non saranno negative per la vite, ma ancora una volta si conferma che la vera qualità la si fa proprio nelle ultime 3 settimane. Quali sono le aspettative? Ci attendiamo un'ottima annata. Le premesse ci portano a queste conclusioni. È vero, mancheranno 10-12 giorni per l'inizio della vendemmia. Sono previste delle piogge, ma probabilmente queste piogge non comprometteranno la perfetta composizione chimica delle uve, la soddisfazione che si ha anche ad assaggiare o anche semplicemente a vedere questi grappoli così perfettamente sani, questa variabilità anche, questi grappoli dal colore quasi dorato ormai, perfettamente sani, una variabilità anche nelle dimensioni dell'acino, motivo per cui abbiamo dei grappoli poco compatti, piuttosto spargoli e perfettamente sani, per cui possiamo sperare nel poter classificare l'annata 2025 come una delle migliori 3 o 4 annate degli ultimi 30 o 40 anni. Confermiamo che il rapporto zuccheri e acidi è perfetto e le basse temperature notturne che si sono avute sia prima di Ferragosto ma anche dopo hanno portato a un ottimo arricchimento aromatico delle bucce, quindi siamo in attesa di poter confermare che questa sarà una delle migliori annate degli ultimi 30 anni, proprio per questo perfetto contenuto in zuccheri e in acidi e per questo ottimo contenuto in sostanze aromatiche. Ancora una volta ribadiamo l'importanza degli aromi, quindi che le uve possano trovare beneficio in questo senso dalle basse temperature notturne, per cui non è ancora il momento di vendemmiare. Tra l'altro l'uva è perfettamente sana, per cui non temiamo questi problemi di sanità, e allora aspettiamo fino alla prossima settimana. Noi lunedì faremo un altro prelievo, lo renderemo pubblico come gli altri e quindi insieme decideremo quando è il momento migliore. Ma già intuiamo che si partirà come sempre dalla zona di Conegliano, quindi la zona dei Feletti, e poi a salire un po' nella zona di Ogliano, e poi si sposterà verso Valdobbiadene per terminare con il Cartizze come di consueto. Ma altra cosa
che ieri, proprio analizzando i dati e che poi abbiamo riportato anche ieri sera quando c'è stata la serata dedicata ai viticoltori, che grazie alla morfologia della nostra denominazione, intendiamo colline più o meno ripide, più o meno esposte, più o meno alte, abbiamo una grandissima variabilità nella composizione chimica dell'uva che ci porterà poi veramente a diversificare la nostra produzione, soprattutto nelle 43 rive che abbiamo individuato, e quindi ad avere un'espressione aromatica che può cambiare da una collina all'altra grazie a questi microclimi che si vengono a creare. Ma voglio arrivare a dire che il cambiamento climatico non sta omologando le nostre colline. Il cambiamento climatico mantiene ancora le differenze che esistono tra le colline, mantiene ancora le differenze che ci sono nelle composizioni delle uve in funzione, dicevamo prima, di queste diverse morfologie collinari. Per cui un'annata sicuramente, o almeno sperabilmente ottima, dipenderà dai prossimi 8-10 giorni, un'annata che conserva questo grande valore della variabilità, della grande espressività, ecco, che queste nostre colline possono dare ai futuri vini.